Arrivare al punto di tirare fuori una pistola, anche se era a salve, è sempre una cosa che secondo me che non si deve fare, non esiste. C'è sconcerto nelle parole di Galdino Peruzzo, presidente della SC Padovani Polo Cherry Bank, per quanto accaduto a 7 ciclisti padovani tra i 19 e i 25 anni impegnati in allenamento a Dolcè, nel Veronese. Gli atleti, come si vede nel video diffuso da Extra Ciclismo, sono stati affiancati da un'auto dalla quale sono partiti 2 colpi di pistola, probabilmente a salve. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma lo shock è stato enorme. Conseguenze fisiche no, a parte quello che poteva succedere, naturalmente una cosa del genere, gli atleti vanno via ai 35, 40, 45 all'ora quando stanno allenando, quindi bastava solo un piccolo contatto fisico e poteva succedere anche di peggio. Il problema è stato poi al ritorno che c'è stato un po' di shock, ma è normale insomma che questo succeda. Adesso si sono già riprese, abbiamo già detto ricominciate ad allenarvi che abbiamo bisogno che siate pronti per la stagione. La società ha avviato la raccolta di testimonianze e immagini per la denuncia ai carabinieri scaligeri. Io faccio 20.000 km all'anno in bicicletta, quindi di strada ne faccio e diventa sempre più difficile. Diventa sempre più difficile perché il traffico sicuramente è molto aumentato, non c'è pazienza, ma sto notando un certo nervosismo verso i ciclisti che insomma occupiamo la strada però non facciamo inquinamento, non facciamo niente praticamente.